Oggi mettiamo sotto processo gli YouTuber italiani. Un gruppo di persone risponderà a domande scomode senza filtri. Le opinioni espresse sono personali e non vogliono offendere nessuno. Io sono Yolanda De Rienzo e questa è la prima edizione degli Oscar di YouTube Italia. Farò le domande, loro rispondono, niente discussioni, forse. Il gioco è molto semplice. Ogni partecipante dovrà dare il nome di un solo creator per ogni categoria. Ne vince solo uno. Servirà un ulteriore dibattito e soprattutto un comune accordo per scegliere il nome di un unico creator per categoria. Quindi si può cambiare idea se convinti. Attenzione però, anche i nostri partecipanti potranno votarsi tra di loro, ma non vale l'autovoto. Tutto chiaro? Bene, adesso presentiamo i nostri giudici. Super Wallera, 29 anni e non ho mai lavorato un giorno nella mia vita. Ermocio, 24 anni e il mio è un vero lavoro. Mirko F93, 33 anni. Senza di me tutto questo non esisterebbe. Critico d'arte, 24 anni, vorrei avere il naso di Antonio Fusco. Antò, 34 anni, aiutatemi. Benvenuti agli Oscar YouTube Italia, i nostri giudici li avete appena conosciuti e adesso partiamo con la prima categoria. Chi è lo YouTuber più sopravvalutato? È difficile. Ce l'ho. Su due. Wow, già, su due vedi, già ce l'ha. Vabbè, tu te le sei preparate. No, dove mi sono preparato? Sì. Non so se si scrive così. Ah no, sono più. Avete già scritto voi? Sì. Ma io ci sono preparato. Per la vita pensato. Ah, poi esco lui per pure tu. Come? Ma guarda, no, su due vedi, non mi ricordo. Abbiamo già capito chi è il più buono del gruppo e anche i più cattivi, ci saranno altre categorie, ma prima andiamo a scoprire se c'è un nome univoco per tutti, altrimenti andremo a... Ah, vedi già Blur? Io ho votato gli Abri di Dilla Scoop. Perché? Perché secondo me Pierino è tutto, cioè gli Abri è molto sopravvalutato, fa la parte dietro le quinte, però... Ma Reddi, no, non Reddi dagli abiti. Può darsi pure che monta di non lo so, però dentro al contenuto non mi ha mai dato quel qualcosa in più. Ci sta. È un Pierico, dai, quello che effettivamente... Però secondo me una parte contenutistica da una mano. Vabbè, comunque un saluto a Pierino e a Gnabri. Gnabri, vive napoletano. No, devi essere cattivo, non ci piace. Cioè, i voti sono voti. Anzi, le argomentazioni devono essere 10 secondi, non di più, e siate veramente cinici. Vai. Ok, io dico Blur. Ho saputo ultimamente, non so se sia una baggianata, è uscito lo scoop che praticamente si è portato gli spettatori, non so se lui l'hanno portati. Questo almeno aggiunta. Però per generare non vedere a nessuno è sempre bello metterlo mezzo lui. Allora, il mio nome invece è Greenbaud, lui diciamo maggiormente streamer, ho provato qualche volta a seguire qualche sua live, sinceramente non mi ha mai trasmesso nulla e soprattutto mi ha sempre dato l'impressione che diciamo da solo non è che portasse tutto questo hype al proprio canale, quando invece chiama gli ospiti, per esempio soprattutto nell'ultimo periodo ha chiamato uno dei più hype che è Patrizio Official, è ritornato in apice. Per me sì, poi ripeto non l'ho mai conosciuto dal vivo, magari mi cambierò idea. A te grandi vado. Arrivati no, perché una cosa che è successa dal vivo. Che è successo? Allora, eravamo a Milano e io sì. A me mi ha salutato. No, l'ho salutato, mi presento e faccio ciao, piacere Enzo. Ciao, e lui mi si presenta e lui fa più volte che ci vediamo. Poi dico, mi è venuto spontaneo dire da vicino sì. E lui fa la battuta, no, pensavo da lontano. Da lì Rosa nera! Una battuta. Sei morto! Papà sta poco, Ezza. Ma lui ha inventato le battute. Non l'hanno fatto così. Io ho votato Franchimer Criminale perché nonostante faccia grandi numeri e sia un personaggio da meme, per me è sopravvalutato nel senso che fa un format molto pericoloso, lui la prende molto alla leggera e all'inizio si giustifica con quel disclaimer che però secondo me in realtà nasconde... Sono sicato un disclaimer. No. Cioè, comunque, effettivamente è una fanatica, sì, punto. Rischia un po' le critiche, non dico di far chiudere l'attività, no, però sappiamo che ci sono stati problemi legali anche con food blogger e tutto, però in generale anche dopo un po' mi stufa nei video, quindi sì, è bravo, però per me è sopravvalutato. Che poi l'abbiamo conosciuto con. Io dico Loro Lacustre, però esclusivamente da YouTuber.
perché per me i contenuti che fa, anche se lo fanno tantissimi di loro, per me fanno tantissime views ingiustificate, comunque prese la spezzone di like. E poi ci fate delle miniature fatte bene, eccetera, e fate un qualsiasi. Per me non ha Anzi, un po' quanto mi faceva solo le dirette. è tu capriccio poi, però poi prende l'ispezione e fa, diciamo, miniature molto fuorvianze, ho fatto farlo riccare. Te dici magari su Twitch è bravo in quello che fa. Sì, però se non ti piace il fatto che prende le dirette delle spiarci che dico ci posso dire. Ah, ma a me la motivazione ci sta. Sono freebooter di se stesso. Sì, sì. No, adesso Secondo voi di questi qui che abbiamo parlato, che è più sopravvantato? chi vince tra questi 5 secondo voi? Ah, ma Blur io lo tolgo. La votazione di Enzo non è che è male. Grande, perché se la porto quella di Antonio, di San Mi piace il Io criminale. voterò Mirko, io voterei con Che ma posso dire una cosa? Il vero youtuber qui in mezzo, questo. Il vero youtuber qui in mezzo è sì. Green fa la stessa cosa di Lollo, ma io voto Gnabbi, quindi non lo seguo. Io voto. Potrei cambiare idea. Poi dal me Certo. Gnapri. Siamo andati di maggioranza perché non sono riusciti a trovare un accordo unico, quindi vince per maggioranza Criminale. Grande denuncia, Franchi, quasi forte, Franchi. Per la categoria dello youtuber più sopravvalutato. Naturalmente la scelta è loro, non te la prendere con me, parla con loro. Naturalmente fateci sapere nei commenti voi che cosa ne pensate. E adesso passiamo alla seconda categoria. Mi raccomando, io mi rendo conto che è difficile, ma non più di 10 secondi rispetto alla motivazione, che sono troppo buoni, ma sarà difficile con questa categoria. Chi è diventato più noioso nel tempo? Noioso. Non lo so perché mi è venuto subito in mente una persona, così siamo oggi bene. Sai che forse è la stessa mia? Ah no, io sì, allora dite che può essere prima di bene sta persona. Ma noioso è da sempre su YouTube. Sì. Cioè, i suoi contenuti sono ora hanno stufato, questo personaggio ha stufato, che ripetitivo, è noioso. Scritto io. Insomma, ci vuole tempo. Ci viene così. Taco no, lo vogliamo tantissimo bene al Catino, però dati di impegnare un po' di più sia con noi nel suo lavoro che nelle cose da fare in generale, non solo reaction come la fine stiamo facendo lui, però va bene comunque. Io ho detto a mano in cuore basta, ora parlo io e dico Joker. E ho pronunciato l'accordo. Distinguiamo il meme per me da contenuto, cioè se devo basare sul meme, su TikTok, ovviamente fa ridere ancora un personaggio, ma se mi devo basare sui contenuti che fa, onestamente voglio bene Gioveru, però per me ha fatto abbondantemente il suo tempo. Allora, anche io ho scritto Tatino, ho fatto prima la premessa, gli voglio bene, come fai a non voler bene a Tatino e voi lo sapete bene. Allora, Tatino credo che sia uno degli youtuber che ho maggiormente visto quando ero un po' più piccolo e quando non ero ancora su questa piattaforma, insieme a loro. Cioè, non lo so, mi piaceva proprio, perché è un personaggio atipico, un po' particolare, pure per la statura, per la luce che ha. Però ragazzi, ultimamente penso che è sotto gli occhi di tutti che si sia un po' arenato. E Crissate. Canelaccia. No, non sarà. No. Parole buttate al vento, dipende da Tino. Perfetto. Perché quello che gli dici entra da una parte e ne esce la botta. I Pattellos. Ah, ora questo è un bel nome questo. Lei il film. No, sono diventati noi. Quindi Pantellas, la storia di YouTube Italia, fanno parte della, sì, penso, prima generazione di CJ Compsons. di YouTube Italia. Mi hanno fatto fracassare da ridere quando li guardavo da piccolo. Mamma Satana, bravissimi tutti e due, ma sono bravi ancora adesso. Però dopo 10 anni. Ti è raggiunta la maggioranza con Tatino, se qualcuno vuole cambiare nome può farlo e allora no. Tatino è lo youtuber che è diventato più noioso nel tempo. Bravo Tati! Oh, bello Oscar. Non termini a 0 titoli. Continuate a seguirci con i nostri Oscar YouTube Italia e adesso è arrivato il momento di una nuova categoria. Chi fa contenuti solo per soldi? Tutti andò. Come? Girate le palette e adesso andiamo di motivazioni e cominciamo da Sciale. Antonio Fusco. Antonio. Dissing. Allora, a parte l'età, ma ogni volta che vinciamo un torneo, cioè che vinciamo la partita del torneo, ci ringrazia. Non perché abbiamo vinto la partita, ma per un prossimo video. E quindi monetizzazione super. Non se lo iscrivere e... Che lo pensi, se Lo sai che forse Antonio tra te è quello che... pensa meno. No, è quello che non mollerebbe mai, secondo me. Insieme a Mirko, cioè... Ed è per questo che annuncio il mio. Cioè...
L'Antonio è troppo forte. Poi vedi questo Antonio nervoso. Può essere nervoso, ma... Ma là. Antonio Tommaso nervoso. Io dico il GOT. Patrizio Official, ma perché lo dice lui? Se la fa solo persone, soprattutto sta vero. È vero, vero. Allora noi in realtà prima, perché stavo discutendo prima off cam, lui fa un chat, in realtà non è che fa un YouTube, è un po' il discorso di prima. Freebooting. Esatto, freebooting. E ha messo in passato delle clip di quando lui limonava, che hanno fatto centinaia e centinaia e centinaia di visualizzazioni. Quindi l'ho messo Enzo Costa. Ah sì. E non sa perché cost. Tu Costa. Esatto, e poi lo diciamo il cognome Costa. Penso venderebbe la Lolla. No, non lo so, forse la Lolla non la venderebbe perché è quella che va a fare più visualizzazioni. La vedrebbe ad un presente. A presa altissima. Spende in pellicutante dell'auto. Allora Enzo Cosa farvi capire il livello proprio di quello che farebbe fare un qualcosa alla mamma pure di pericoloso ai genitori pur di fare visualizzazioni e quindi cosa vuol dire? Soldi. Ce lo dice nello spogliatoio ogni volta che facciamo le partite per vedere bravo fa scettare di tutto. E ho scritto uno che non è proprio uno youtuber molto recente sulla piattaforma, però c'è Fabrizio Corona, palesemente fa tutto per i soldi, c'è anche sì, dai, ovviamente Secondo me non per soldi, e lo do più per fama. però Per ego. Vedendo il documentario direi più per soldi per sua stessa missione, l'ha ammesso lui che fa tutto per soldi. Ciccio Gamer con annesso panino, annesso forbice, Anneria messi i soldi. Perché che si sta per aprire? a tutti questi cose. Qualsiasi. Lo sceglie mio fratello. Di Enzo. Io dico Gotto, io dico Goardo e gli voglio bene, vero? Cioè, non sono arrivato nella vita. Però il Gut è un youtuber. Allora, possiamo mettere o Ciccio o Gut. O non lo dici niente Enzo perché comunque è il tuo youtuber preferito. È uno dei miei preferiti ancora. Il migliore Dexter. Ciao! Mani basse. Ma perché così perché i gelosi perché gli mandare il panettone a casa. Signor Mirko Alessandrini, sei un signore. Ma alla fine Gotto no. Gotto. Da Gottic! Appena noi decidi tu tra Ciccio e Vai. Ciccio, vai. GOT. Patrizio Official, il GOT, vince come youtuber che lo fa solo per soldi. Io vi ricordo che ho una scaletta, ho dei testi scritti, le domande sono tutte loro e loro sono i giudici. Possibili querele, quindi tutte a loro. Chi è lo youtuber che ha creato più dissing? Cioè, di tutta la storia. Questo è interessante. Di tutta la storia, dai, di tutta la storia. Io non ho tutta questa cultura come voi. Mi sa che abbiamo già raggiunto la maggioranza, andiamo di motivazioni. Vedo che Mirko continua a fare dei disegni specifici. Ma poi non è vero, oddio. Chi fa più diss was? No, allora, io ho sbagliato perché ho messo YouTube fa cagare, però nel mentre lo scrivo ha detto 2025. Per me Blur nel 2025 è quello che ha fatto meno dissing, cioè rispetto a prima, ha molti meno dissing. Io ho messo per esempio Ciccio Gamer perché ricordo proprio quello di quest'anno che ha creato insieme a Franchino il Criminale, però uno dei più si sono sbrossi e visti su YouTube Italia. Infatti il video di Franchino tipo spaccò quasi 1 milione ha fatto, ma se ne parlò tantissimo di quello, che andò a provare i panini di Ciccio ed era molto molto ironico come lui spesso fa nei video. Quindi per me voto a Ciccio. Chiavito? È Blur. Non volete più dare motivazioni? Vince Blur, sì. Vince. Grande Blur. Blur vince la categoria dissing più forte dell'anno. Andiamo avanti con le nostre categorie degli Oscar YouTube Italia. Chi è lo youtuber più sottovalutato? Io c'ho. Non ho idea. Enzo. Enzo, tu hai creato l'idea. Dovresti avercela già a prescindere. Andate di motivazioni, vai. Chef perché potrebbe avere, per quello che fa, per la qualità con cui lo fa, dovrebbe avere su YouTube gli stessi numeri che fa su TikTok e su Instagram. Ma tutti i chef avete messo? No, io ho scritto No, that's better, ok. perché Henry per anche un po' per quello che diceva Mirko, però Di più, ancora di più per le idee che ci mette, per lo stile, per l'impegno, per la qualità meriterebbe molti più numeri. Sono d'accordo pure con Henry. Posso dire? Però secondo me, non lo so, Chef per lo stesso motivo che ha detto Mirko e poi tra l'altro l'avevo già scritto prima, cioè su TikTok ok, che è una piattaforma diversa da YouTube, fa dei numeri clamorosi che merita, perché su di qualità, su belli, veloci e di gusti, su YouTube purtroppo rispetto a prima è meno e sappiamo quanto tempo ci metti a fare queste cose, quindi Chef Franco. Bravo con la rilazza, io dico Pizza Party.
Ci sta pizza. Pizza party per i contenuti, per i soldi che spendono, per le idee che hanno, per gli ospiti appunto che chiamano. Format. Cioè guardate qua, noi siamo in una stanza bianca e stiamo solo noi, però. Quindi non va per soldi! Secondo Oscar del chef Franco. Chi ha fatto il glow up migliore? Vado, giriamo le palette? Giriamo le palette! Andiamo con le motivazioni, siamo molto curiosi. Vai. Luca Capolunghi. Sì, motivazione. Perché Oglio è versatile, fa 10.000 cose, lo ammiro tantissimo. Complimenti tu, professore. Ci versatile, ragazzi. Beh, tu sei vuol dire versatile. L'ho pintato io. Per me Gabriele Pagnato perché è garasato a livello dei contenuti. Come fa? Mi sembra risposta pronta. Ma perché se... Esperienza. Oh, c'ha 34, non so. Esperienza. No, te non vecchi poi. 34 figli e 34. Io invece ne ho messo uno relativamente scettore, diciamo. Così male. Ci ho messo Gabriel Lopez perché voglio, secondo me è uno dei personaggi più positivi del web. Lancia bellissimi messaggi, fa tantissimi raduni con i ragazzi, li ha fatti in varie città. Poi ragazzi, i numeri che ha fatto Gabriel Lopez nel 2025 sono clamorosi. Allora, stavo prima sul livello, non ho pensato alla stessa cosa perché sicuro sarebbe arrivata una cosa del genere. Però ho scelto canale 21. Adesso vai, fai un botano in culo. Canale 21 assolutamente sì. Molto semplicemente, io quando vado allo stadio, ok? Torno a casa. No, ad esempio in questo caso ieri c'è stato Napoli-Parma. Delusissimo dal risultato, devo tornare a casa, stare con il mio bel pigiamino, mettermi le pantofole, togliermele perché poi devo andare a letto perché le pantofole a letto non si usano e automaticamente guardo YouTube. A mezzanotte dei Lies del Napoli non sono usciti, è uscito l'editoriale di Umberto Chiarello. Il giorno dopo, la mattina c'è tutta la puntata con direttrice di In prota. di Prota, un saluto grandissimo, vi seguo sempre. Cercare di caricare la puntata intera la sera stessa perché poi si va a dormire sereno. Grazie. Però ti hanno fatto glow up perché rispetto a Dazone lo mettono prima l'editoriale di Chiarello. Quindi canale 21 maggiore da solo. Sì. A oggi su YouTube. A carotozzi. Zeta Pucezzo. Che ogni volta, cioè non lo so, vedo sempre fare cose nuove. Se in quello che dovessi fare tu. Zeta Pomo, che non riesco a fare perché non ci sono i soldi. Però c'avrà un bello squadrone dietro. Ha comunque avuto la testa da piccolo, diciamo, di fare tante cose No, nuove. c'ha proprio un'altra mentalità rispetto a te. È più un imprenditore. Vado da Giovanni, scrivo Lopez. Lopez? Va bene Lopez, dai Lopez. Lopez. E allora Lopez vince la categoria come miglior glow up. Per la categoria leggera e ironica, è la categoria, potete scegliere uomo, donna, quello che volete, bambini, animali. Chi inviteresti a cena? Vai. Un magnano. Pupazzi anche, potete Per gli scegliere. anicelli, giusto? Di che? Perché lo stimo e vorrei conoscerlo. Chi è l'anicello? Oddio, è quello di S. Ho Marta l'ha dato perché piace anche tanto la mia ragazza e quindi sarebbe una cena a 3. Una cena a 3 ho detto. Se ci faresti? Io invece Alessia Lanza, la mia ragazza non la conosce proprio, quindi la mia ragazza resta a casa, io esco con Alessia. Ok, Giada, te. Io vi farei svelare tutti i segreti del magnifico lavoro che fa Tony Green. Mi farei dire una via dove potrei vendere, non nella sua, a Via de Mille, una via dove potrei vendere calzini in futuro. Come Jackson, come Gregor. Giorgione. Giorgione. La voce di scena. Ma già sei andato da Sono andato dal Giorgione. La vado. Ah, sei andato? Ho pagato pure. Quindi voglio ritornarci senza pagare. È stra simpatico, quindi vi inviterei a cena. Mangerei le sue prelibatezze. Pagheresti sulla sua barba. Mi sa che si è raggiunto un accordo, per la prima volta anche l'unanimità, che mi avevano detto avrebbero dovuto raggiungere per ogni categoria, quindi non ho sbagliato io a dire il regolamento all'inizio, ci tengo a dirlo, ma poi hanno cambiato idea in corsa, anche perché lo capite, cioè già unire le sinapsi di uno era difficile, unirle tutti quanti insieme, tutti i giudici, era veramente impossibile, ci avremmo trascorso giornate e giornate, ma ho parlato tanto per dare il tempo a tutti di cambiare la loro scelta, che adesso è unanime per Tony Green! non è vero, non era così, era No. Tony Green. No, era... Non era Umberto Chiariello. C'ho un editoriale di cibo. Chiudiamo questa prima edizione degli Oscar di YouTube Italia con l'Oscar per eccellenza, il premio per eccellenza. Chi è il miglior YouTuber Italia, naturalmente, 2025? A parte ce ne stanno un sacco. Sì, cioè, se fare un nome, cerchiamo un attimo di trovare una quadra.
Ah, qui c'è silenzio, è stato anche facile trovare subito un nome, quindi possiamo già procedere con le palette. Siete? Via. Ale della Giusta. Human Safari. Dose. Diverso dal tuo. Ah, Dose Dadda. È diverso, dose data. Napoli Pietors con un solo voto. Vai, Napoli Grida. Dai Enzo, motiva. Sono veramente soddisfatto di quello che abbiamo fatto quest'anno. Siamo i migliori. miglior gruppo esistente. No, per me quest'anno, io personale. Mannaggia tutti, chi era? Dose e data. Ok, Ma perché è diverso da dose, perché da solo dose, per quanto mi riguarda, non sarebbe neanche nella top 10. Bisogna tenere a farla e insieme dose data una chimica che raramente l'ho vista su YouTube. E loro si vede che sono veramente amici e fanno dei contenuti insieme. Ma come direi anche io da solo, Di insieme. non saprei fare un cazzo magari da solo, invece proprio. Anche se dose cinoli. Però per confermare secondo me questa cosa che hai detto tu, io per esempio ho visto da solo dose, quindi credo che da solo pure sei fotta. Però prima per esempio di Dadda stava sempre con la quindi sopra dose è l'oste. Adesso che ha pure aperto la pagnolega penso che fornisce pure figli. Space Boy. Space Boy. Ok, quindi che come facciamo? Dose. Human Safari della Giusta. Vediamo Antonio cosa ci dice. Per me Human Safari, a parte perché il format che ha, insomma, viaggia in giro per il mondo. È già è comunque vale sempre. È incredibile e vorrei parlare anche io. Però quel video che ha fatto in Corea, penso sia il video più incredibile dell'anno. Più impossibile da fare, ma per chiunque, almeno su YouTube Italia, ma che noi ce ne dà. Lo facciamo anche te. Facciamo in Corea. Ale della Giusta, perché io Ale della Giusta l'ho scoperto quest'anno io, perché non l'ho mai seguito e ha fatto di credere. Che dei contenuti, sì. In questo caso dovete Decidere. raggiungere l'unanimità. Vabbè, facciamo la sarà una settata. Dose e data. Sì, va bene. Dose e Dadda. Allora dobbiamo fare una proclamazione ufficiale perché vincono gli Oscar YouTube Italia Dose e Dadda. Bravi! Beati voi! Tu Andri non avevi vinto l'Oscar? Non vi serve l'Oscar. No, abbiamo vinto lo scaccampano. Nell'odierna ce lo dico. Va bene. Metti la pompa, ciao. E quindi ragazzi finisce qui questa prima edizione degli Oscar di YouTube Italia. Spero che l'idea vi sia piaciuta. Fateci sapere qui sotto nei commenti i vostri voti. Allora, che puoi dire? No, io vorrei chiamare Chiariello. Prendo il telefono. L'idea è sua, l'idea degli Oscar è sua, quindi querele tutte sue. Bene. Umbi, scusami se ti disturbo. Volevo presentarti una persona che è un tuo fan accanito. Pensa che quando va allo stadio, come ieri, lui aspetta la mezzanotte per vedere il tuo editoriale su YouTube. Umbi, non è anche famosissimo. E chi è? Adesso te lo presento. Sono Tony Green. Piacere. Tutto a posto? Bene, bene. Da notare che adesso è in imbarazzo, No, perché no, non ha no. fatto altro che parlare di te. Abbiamo fatto un video YouTube e non faceva altro che dire a tutte le categorie. Umberto Chiarello, adesso ti ho chiamato e sono- fai tutto il timido. No, sono... No, siamo tristi, ci siamo giocati lo scudetto. Purtroppo ieri sì. No, comunque sono Ermocio. Perfetto ragazzi, io penso che finale migliore non poteva esserci per questo video. Fateci sapere nei commenti i voti che avreste dato anche voi per ogni categoria. Perché puntate che Già non hai speso €1 per queste palette. 30 euro hai speso, come non hai speso un euro? E questa che cos'è? questo sembra il parcheggiatura allo stadio e qua capitano. Ci vediamo l'anno prossimo, se lo volete, per la seconda edizione degli Oscar di YouTube Italia!